Ma buon pomeriggio a tutti, amici di Io Compro Siciliano. Eccomi, potevo mai mancare? Assolutamente no. Oggi è giovedì, siamo a metà settimana ormai, siamo a giovedì 18, oggi è 18. Ogni tanto io controllo le date perché sapete che ormai è risaputo che io con le date non ci vado molto d'accordo. Allora, amici di Io Compro Siciliano, vi dico subito di visitare il nostro www.iocomprosiciliano.com, di dare un'occhiata anche al nostro Marketplace. Saluto Paolo. Oggi mi pare anzi che Paolo non ci sia in regia, c'è un sostituto, c'è il gatto, perfetto. E tra poco avremo un ospite. Il giovedì si parla di moda e tendenze, ma prima attenzione perché è uno scoop. Oggi sapete? È strano averlo di giovedì perché io non ci sono abituata. Lui è sempre con me il lunedì per la cucina dei ricordi, il nostro chef stellato, titolato, Mariano Carbonetti, che oggi è con me perché dobbiamo dare uno scoop, una notizia shock. Mariano Carbonetti, buon pomeriggio a te. Ciao Cristina, buon lunedì, buon lunedì. No, 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 non è lunedì. Allora, forse ho sbagliato. E forse tu non vai d'accordo con i giorni della settimana, io con le Ah, date, però mi pare che oggi sia giovedì, se non mi sbaglio. è giovedì, sì, sì, sì. Allora, scusami, ma che ci faccio io poi con te? Tu ci fai, io non ho anticipato niente, ma io devo dare una notizia shock, uno scoop, non voglio fare Barbara D'Urso, ma c'è una notizia veramente bellissima perché Dimmi. lo sai, allora qualche settimana fa tu hai lanciato Mhm. all'interno del gruppo di Io Compro Siciliano che Sì, vanta ormai 266.000 eccetera eccetera membri, un quiz. sì. Questo quiz serve a dare dei premi a chi partecipa e tra Ah, l'altro di dare, sì, sì, e tra l'altro dei premi che sono anche belli, no? E devo dire che oggi c'è stato un boom di contatti perché in tanti stanno cercando di rispondere e di indovinare il quizzone del giovedì. Oggi c'è scritto all'interno di questo post: buongiorno a voi tutti, oggi mettiamo in palio 50 punti gioco, buon divertimento, oltre 1100 commenti. Se mi 1000, permetti, Cristina, ti voglio aggiornare non ci online. credo, vai, Siamo arrivati quasi a 1200 commenti in questo momento. 1200. Credimi, è davvero incredibile. Intanto ringrazio veramente tutti quelli che hanno partecipato e continuano a partecipare, perché Sì, sì, mi immaginavo, dico, in mano a noi, in mano al gruppo Io Compro Siciliano, di solito quello che si fa diventa successo. è Però dico, va, vero. così velocemente non mi immaginavo che potesse raggiungere questi numeri. Cristina, 1200 contatti per rispondere al quiz, ti immagini, sono davvero tanti. Ma Ecco, come io funziona questo quiz? Lo vogliamo ricordare, Cristina? esatto, io in questo momento ho il cellulare in mano perché vorrei ricordare tra l'altro la domanda che tu hai posto, no? Oggi Sì. cosa abbiamo chiesto, Carbonetti? Al- Allora, cosa vediamo in questo post? Fammi un po' capire. Ok, allora in questo posto vediamo una cosa semplicissima. Allora, una tazza di caffè, che non, però Sì? non si capisce se è una tazzina, una tazza di caffè americano, è una tazza con un piattino. E Ok. all'interno di questo piattino sono contenuti, indovina cosa, dei chicchi di caffè. Perfetto. Semplicissimo. Però ecco, io sono stato bravo, non sono stato cattivo, non ho Mm, chiesto tutti i chicchi di caffè quanti erano, perché altrimenti mi dovevano rispondere anche quelli che erano fuori il piattino. Ma ho mm. chiesto semplicemente così in maniera innocente quanti sono sti benedetti chicchi di caffè contenuti all'interno della tazzina e questi quattro chicchetti così cosparsi nel piattino. Semplice, no, Cristina? Dai, cioè dai, Certo, sì, anche un sì, bambino di 27 mesi potrebbe rispondere, dico, non è una cosa così. certo, certo. Infatti, io guarda, io se avessi partecipato come concorrente, ma purtroppo non posso per correttezza, avrei indovinato subito, però cioè, non penso che sia così difficile. Allora, Ti devo dire, devo essere sincero, che ci sono due persone, due, che eh? stanno girando, rigirando e sono a un tantino poco, sono a un chicco di caffè lontana. Ti Ma immagini, Cristina? Stanno quasi raggiungendo la meta e non ok, è facile, dai, diciamo la verità. Questa è fortuna, ma è anche bravura, perché è vero. addirittura, Cristina,
Mi hanno contattato degli amici che si sono contati i chicchi nel piattino, hanno ingrandito l'immagine, si stanno ammazzando la vita da stamattina. Questo mi dispiace perché non voglio che diventi proprio stressante, però No. che bello sentire gli amici nostri di Ocopro Siciliano che si divertono con questa cosa. È vero, allora siete già 1200, quindi Sì, in continuate questo perché momento qualcuno sta siamo vincendo. 1200, Cristina, Ok. 1200. Tra l'altro, Mariano, tu sei stato anche particolarmente bravo, nel senso che hai dato anche un suggerimento, no? Sì, ma io guarda, sono buonissimo perché Sì, guarda, sì. dico sempre, ti faccio un esempio, ecco, lo prendo dal mio cellulare. Allora, suggerimento, sono più di 201 e meno di 3000. Dico, mica è difficile, giusto? No, Cioè, non è che sto assolutamente. facendo giù, ho quasi detto il numero dicendo così, Cristina, dai, un po' di bontà. Certo, non posso dire proprio il numero, però già ci siamo se dico così, dai. Va bene, quindi Cristina, perdonami, volevo solo vai. ricordare una cosa agli amici che ancora magari non hanno giocato. Come funziona questo nostro gioco? Vai. Allora, intanto il martedì, il giovedì e il sabato alle 10 abbiamo regolarizzato anche l'orario in cui esce fuori il post, perché ovviamente così tutti sanno il momento giusto, perché ovviamente quando lo mettevo prima, la gente c'è chi era più sveglio, c'è chi ancora non è sveglio, ovviamente perdeva la possibilità di giocare. Invece in questa maniera abbiamo regolamentarizzato meglio quello che è il gioco. Alle 10 esce il nostro post ed esce il martedì, il giovedì e il sabato, Ok. ok? Quindi ogni giorno ad un determinato quesito c'è in palio un punteggio, un totale punti. Ad esempio oggi era 50 perché ovviamente un po' più di difficoltà e in base anche alla difficoltà che propone il quesito del giorno, no? Ok. Ogni giorno ovviamente il vincitore acquisisce questo punteggio. Alla fine delle 2 settimane vengono totalizzati i punteggi e il vincitore guadagna e vince uno stupendo premio messo a disposizione da Io Compro Siciliano, che ovviamente è di una certa qualità. Livello. Perfetto, va bene Carbonetti, in bocca al lupo ai Ok, fortunati, a quelli che ci stanno girando intorno e a tutti gli altri, partecipate, mi raccomando, lo trovate all'interno del gruppo iocomprosiciliano.com e dico soltanto l'ultima cosa, che i premi verranno consegnati direttamente da Mariano Carbonetti con tanto di foto, ok? ok. Grazie Mariano. Grazie a te Cristina, buonasera a tutti e grazie. Ciao Mariano per questo grande successo, grazie a te. Allora, io sono pronta per affrontare la rubrica del giovedì Moda e Tendenze, oggi con un ospite che vorrei prelevare subito dal backstage perché è un ospite veramente importantissimo, si chiama Mauro Crimi, titolare dell'azienda artigianale Sartoria Crimi di Palermo. Mauro, buonasera Mauro, però non ti sentiamo, dovresti attivare l'audio del... Ok, del cellulare, perfetto. Buonasera e grazie per l'invito. Buonasera Mauro, intanto complimenti per l'eleganza, Mauro. Troppo buona, grazie mille. Ma del Cerchiamo di resto, mantenere fede alla nostra vocazione. esatto. Allora, Mauro, quindi titolare di questa azienda artigianale che è la Sartoria Cremi di Palermo, tra l'altro un'azienda di famiglia che è stata fondata da tuo padre all'inizio degli anni 70. Mi racconti un po'? Sì, l'azienda è nata grazie a papà che nel 1970, dopo aver fatto un lunghissimo apprendistato negli anni 50, negli anni 60, nelle notissime sartorie sia siciliane che nazionali, decide di aprire un suo atelier, una sua bottega. Da quel momento in poi non si è più fermato e io nel 94 ho deciso di affiancarlo in questa grande avventura. È un'azienda artigiana, un'azienda familiare che cerca di mantenere fede alla grande tradizione della sartoria italiana, cercando di rendere sempre attuale questa tradizione, quindi di non ancorarla al passato, Meno male. e di proiettarla sempre nel futuro. Infatti noi camminiamo su un doppio binario, percorriamo un doppio binario che è quello della tradizione e dell'innovazione. Ecco, quindi tradizione e innovazione insieme si può. Tra l'altro, la tradizione sartoriale forse un po' si è persa, no?
perché in Italia ancora resiste, Mauro. A Palermo sicuramente grazie a te. Diciamo che in Italia c'è ancora è viva la grande tradizione della sartoria, sia in campo maschile che femminile. Tra l'altro la sartoria ha rappresentato l'anima e il motore pulsante anche del settore della moda. I grandi marchi del prêt-à-porter devono anche il loro successo a quel grande patrimonio di risorse umane che proveniva dall'artigianato. Ancora l'artigianato è vivo, sicuramente sono pochi rispetto al passato i giovani che sono impegnati in questo settore, anche perché l'apprendistato è un apprendistato lungo, faticoso, e quindi non è facile trovare forze nuove da impegnare. Però noi siamo fiduciosi perché all'interno delle nostre botteghe ancora esiste quel know-how importante che viene tramandato di generazione in generazione, da padre in figlio, e noi crediamo che oggi siano i tempi, quelli attuali siano i tempi giusti per formare una nuova classe di artigiani valorosi. Ovviamente non dobbiamo vedere più l'artigiano come una figura legata troppo a una condizione locale. Oggi dobbiamo parlare sicuramente di artigiano del terzo millennio, che abbia una duplice valenza. Da un lato una locale, quindi da un lato l'artigiano di valore deve essere sempre legato alle proprie tradizioni, alla propria identità, alla propria cultura, alla propria terra. Dall'altro lato deve avere l'ambizione di cavalcare i meccanismi di una società globale o post-globale come quella attuale, quindi l'artigiano deve conoscere le lingue, deve imparare a girare il mondo e a portare la propria terra nel mondo e portare il mondo nella propria terra, perché questa è Ecco, anche la sfida, cercare esatto. di attrarre un maggior numero di clienti stranieri, clienti di prestigio, in Sicilia, in questo caso a Palermo. E in questo caso, appunto, vorrei parlare proprio della produzione, no? Della sartoria Cremi. Produzione perché? Quindi non solo per i siciliani, ma praticamente per tantissime altre parti del mondo, no? Sì, oggi circa il 60% dei nostri clienti viene da tutto il mondo, dagli Stati Uniti d'America, dall'Asia, in particolare Cina, Giappone, dalla Russia. Abbiamo anche una buona fetta di clienti che vengono da una delle capitali dell'eleganza maschile, che è Londra, l'Inghilterra, ma anche in ambito europeo. Sono venuti clienti dall'Australia, dal Brasile. Tutto questo ovviamente ci riempie di orgoglio, perché presuppone una scelta da parte loro, una scelta attenta, curata, perché chi percorre migliaia di chilometri, chi è disposto a prendere l'aereo e subire 14-13 Ore. ore di volo per venire a Palermo, scegliere l'abito, provarlo, ritornare per la prova, ritornare per la consegna, vuol dire che ha scelto con molta attenzione, con molta cura. E c'è un settore di turisti economici, in questo caso di turisti sartoriali, che prima di scegliere effettua una ricerca molto accurata, in particolar modo i clienti giapponesi, per esempio, che sono quelli più attenti, quelli Ecco. più meticolosi. Come fanno a trovarvi, Mauro? Vabbè, voi siete ormai conosciuti in tutto il mondo, ma qual è la procedura per trovarvi e per iniziare poi a realizzare degli abiti che sono tra l'altro degli abiti di prestigio, tra l'altro, no? I meccanismi non sono semplici, No. perché la nostra non è un'azienda che vive di marketing comunicativo nei classici modi. Ok.
diciamo che il nostro prodotto è un prodotto abbastanza unico, è un prodotto abbastanza particolare che è destinato a una nicchia di conoscitori, di appassionati. Tra questi conoscitori appassionati ci sono anche molti intenditori che poi ci recensiscono in un certo senso. Quindi oggi si parla di noi nei magazine che si occupano di eleganza maschile, nei magazine a livello internazionale, quindi attraverso anche un passaparola, attraverso una conoscenza specifica nelle riviste di settore o il classico passaparola da amico amico, da uomo elegante a uomo elegante, si crea quel meccanismo virtuoso attraverso il quale ci sono uomini eleganti che sono disposti a raggiungerci da qualsiasi parte del mondo. Ma infatti, Ovviamente, perché io qua leggevo Pechino, Shanghai, Washington, Kazakistan, quindi nuova clientela tra l'altro da Astana, appunto nel Kazakistan, Azerbaigian, Olanda, UK, Giappone, Cina, insomma praticamente siete ovunque. Poi tra l'altro questi clienti affrontano, come dicevi tu, tantissime ore di aereo per venire lì da voi in azienda, per scegliere il tessuto scegliere anche, no? Per provare come scegliere il tessuto, o scegliere insieme a noi anche il modello. La scelta del tessuto è una delle fasi fondamentali, perché noi facciamo un'attenta selezione tra le migliori drapperie del mondo, in prevalenza i tessuti italiani e inglesi. E da lì partiamo per immaginare insieme al nostro cliente il modello più affine alle esigenze del cliente, al suo modo di vivere. Quindi è una progettazione ad hoc. Ogni cliente è un progetto nuovo, è un progetto, una sfida, certo. un'avventura. Non esiste assolutamente qualcosa di standard o standardizzato. Riusciamo a identificarci perché abbiamo uno stile nostro, uno stile ben riconoscibile tra E tra gli poco addetti. ci arriviamo, perché voglio parlare anche dello stile. E poi? Sì, però siamo ben consapevoli che il nostro stile deve necessariamente soddisfare le esigenze del cliente. Non esiste soltanto una questione estetica, ma l'estetica deve necessariamente combinarsi in un mix armonioso con l'essenza, cioè i nostri clienti attraverso il loro modo di vestire devono rappresentare il vero loro modo di essere. Ecco, quindi un vestito cucito addosso anche in base alla personalità di chi poi lo indosserà. Mauro, se tu sei d'accordo, io ho un video molto bello che riguarda la tua azienda. Vediamo. La sartoria Crimi nasce nel 1970 grazie a mio padre che dopo un lungo apprendistato nelle sartorie più famose decise di aprire nel centro del quartiere Liberty di Palermo questa bottega, questo atelier. Da subito diciamo che fu un successo perché venne subito frequentato da una clientela molto esigente. Poi il culmine è stato nel 1977 quando all'Excelsior di Roma vinse il primo premio per giovani sarti indetto all'Accademia Nazionale dei Sartori. Oggi i nostri clienti vengono da molto lontano, vengono dagli Stati Uniti d'America, dal Giappone, da tutta l'Asia, dalla Russia. Quando entrano nel nostro atelier vogliono entrare subito nel laboratorio, nella bottega, vogliono respirare la nostra aria e incominciano a farci tante domande su come nascono gli abiti, ma anche sulla nostra storia, sul legame
sul legame che abbiamo con la nostra terra. Noi siamo molto orgogliosi di questo perché pensiamo di contribuire nel nostro piccolo alla crescita, allo sviluppo e anche a un'immagine positiva della nostra terra a cui siamo profondamente legati. Dalla Sicilia traiamo le nostre fonti di ispirazione. Una condizione importante è quella che le cose debbano essere fatte bene. Cioè, se noi oggi facciamo gli abiti, questi abiti devono veramente parlare di noi, devono rappresentare uno stile, devono rappresentare un'anima. Spesso si dice che se le aziende non sono grandi, se le aziende non sono delle grandi multinazionali, non possono sfidare i mercati internazionali. Noi invece abbiamo l'ambizione di rappresentare un piccolo modello imprenditoriale al contrario, cioè noi siamo un'impresa familiare che fa le cose bene, allo stesso tempo riusciamo ad essere anche globali, unendo due elementi fondamentali che sono la tradizione e l'innovazione. Che dire, un video straordinario che racconta l'essenza proprio, no, della vostra azienda. Un bellissimo video, Mauro, complimenti. Allora, i vostri clienti quindi arrivano da voi, scelgono tutto, tessuto, scelgono tutti i particolari, tutti i dettagli, poi tra l'altro ritornano successivamente da voi per la prova, quindi probabilmente qualcuno affronta veramente tantissime ore di viaggio per tornare, provare e poi per ritornare, no? Sì, oppure andiamo noi. Ok. Siamo anche sì, nelle condizioni di viaggiare, di incontrare i nostri clienti a casa loro, con la possibilità magari di incontrarne di nuovi, sempre con quel passaparola, attraverso quel passaparola che poi per noi rappresenta anche il modo più bello, più naturale, più originale per farci conoscere. Tra l'altro uno a caso, a Palermo è stato da voi direttamente dagli USA il direttore della CIA? Sì, sì, abbiamo avuto l'onore di ricevere la visita di Andrew Holman, direttore della CIA, direttamente da Washington, e per noi è stata quasi una sorpresa perché non avevamo capito bene subito lo spessore del personaggio, con il quale abbiamo stabilito tra l'altro un bellissimo rapporto dal punto di vista umano, perché la sartoria è anche questo. Alla fine chi sceglie di farsi mettere le mani addosso al sarto è anche è qualcuno che ha voglia di stabilire un rapporto particolare con chi creerà il proprio abito. Le vostre creazioni a cosa si ispirano, Mauro? Sicuramente noi rievochiamo la grande eleganza palermitana. Palermo è stata una delle città più eleganti, non possiamo non citare, noi lo facciamo spesso, la splendida Belle Époque palermitana. Sì. E lì lo stile palermitano, in particolare lo stile dell'eleganza maschile palermitana, prende forma, diventa quasi una scuola, grazie a un mix, una contaminazione fra uno stile puramente mediterraneo e lo stile inglese, visto che la Sicilia in quel periodo subì molto l'influenza degli inglesi, perché venne frequentata, venne abitata anche da ricchi borghesi, dalla ricca borghesia anglosassone. Quindi rievochiamo quell'eleganza proiettandola sempre nel futuro, studiandola, perché noi ancora oggi studiamo. Okay. Questo non è un lavoro che si fa acquisendo semplici nozioni e Certo. lasciandole lì, ma è uno Uno studio in continua evoluzione.
I vostri clienti, la vostra clientela è prettamente maschile o anche femminile, Mauro? Prettamente maschile, Ok. anche se alla donna riserviamo uno spazio molto importante. Ovviamente la donna che si rivolge a noi è una donna che sceglie il piglio maschile, sceglie un po' il maschile, quindi in particolar modo per la realizzazione di alcuni capi come lo smoking o i taglier di taglio maschile con la spalletta un po' più pronunciata, con la giacca un po' più importante, i soprabiti, quindi anche la donna da noi riesce ad avere una dimensione. Ok, grazie Mauro, perché io con te non mi accavallo, ti devo fare complimenti, è come se tu avessi i tempi, no? Ecco. Quindi io cerco tu finisci il discorso. Mi piace Mauro, potrebbe fare il conduttore secondo me di Pomeriggio Special. Allora Mauro, mi permetto comunque di giocare un po' con te, vista la tua simpatia. Grazie. Di questi Abbiamo qualche tempi non si parla. messaggio. Ecco, abbiamo qualche messaggio. Buon pomeriggio a tutti voi, un abbraccio da Londra. Andrea Giriri, buon pomeriggio anche a te. Andrea, un abbraccio che arriva anche da Palermo da parte di Anna la mattina. Ciao, buona serata, complimenti a voi. Grazie Matteo Magro, grazie anche a te. Poi Angela Portale ci augura una buona serata, grazie. Buona serata a tutti voi, un affettuoso saluto ai maestri Crimi da parte di Raffa Mariangela. Buonasera anche al tuo ospite, Venera Scardaci, grazie Venera. Straordinario video che mette in evidenza la passione e l'amore che i maestri Crimi hanno per il proprio lavoro. Ad Maiora, sempre, Raffa Mariangela. Chi fa l'artigiano nel nuovo millennio non è tanto facile. Vabbè, comunque la vostra bottega dove si trova, lo dico per quelli che non conoscono la città di Palermo, tra poco daremo anche l'indirizzo. Luca Leonardi, grazie. Dietro cosa? Io vedo qualcosina alle tue spalle, Mauro, una giacca, cos'è? Sì, dietro abbiamo alcune creazioni che sono in fase di prova, quindi Ok. in fase avanzata, in seconda prova. Queste sono le classiche imbastiture Ecco. che contraddistinguono un po' il nostro lavoro. Bello, io non ti volevo dire imbastiture perché credevo di fare una cattiva figura, però forse sapevo soltanto questa cosa proprio. No, è il termine adatto, il termine giusto. Quindi quale sarà adesso l'iter? Quindi c'è l'investitura, poi Sì, cosa queste giacche succederà? verranno provate dai nostri clienti. Dopo la prova andremo a iniziare la fase finale che porterà il capo alla sua conclusione. Quindi andremo a modificare laddove sarà necessario. Inizierà una fase abbastanza lunga di completamento, Ok. tutto fatto a mano. Bellissimo. E la volta successiva, la prova successiva, il cliente avrà la possibilità di provare il capo finito con la possibilità di portarlo con sé. Ok, che meraviglia, guarda, questa cosa ci mancava, nel senso io sono molto contenta perché la sartoria artigianale è veramente una roba incredibile secondo me. Io sono molto contenta oggi di averti veramente ospite, Mauro, te lo dico Grazie, davvero. anche io sono molto contento. E qual è il tessuto più richiesto dalla tua clientela? Non c'è un tessuto richiesto perché ogni No, tessuto ha la sua destinazione. ok, Noi li amiamo tutti, però ovviamente la stagione è il motivo principale per la scelta del tessuto, quindi il peso, anche ovviamente la destinazione dell'ambiente, quindi certo. se il capo verrà destinato ad uso professionale o per una cerimonia o per altro. Noi amiamo sicuramente i tessuti della grande tradizione sartoriale, quindi per le stagioni estive, per le stagioni calde, amiamo le tasmanie italiane, i lini irlandesi, il gabardine inglese, i cotoni sia italiani che inglesi. Per quelle più calde, ovviamente non possono mancare le tasmanie invernali, le giacche cardate, i caldi Sì. cashmere, la pregiatissima vicugna. Non manca la possibilità di giocare con le stagioni, con
anche la possibilità di creare dei capi particolari come gli smoking o i frac o i tight per le cerimonie nuziali. Che meraviglia! Allora, continuate a portare sempre avanti la Sicilia, il nome della Sicilia nel mondo. Grazie. Io vorrei dire, tra l'altro, vorrei ricordare dove si trova la Sartoria Crimi. A Palermo sì, ma dove, Mauro? Noi siamo in via Benedetto Civiletti, nei pressi del Politeama, vicino al Colla Via D'Amo. Grazie Mauro Crimi per essere stato mio ospite oggi, complimenti davvero per tutto, grazie mille, è stato un onore Grazie a voi, averti è sempre un ospite. piacere accettare il vostro invito e complimenti. Grazie, grazie Mauro Crimi, a presto. Noi siamo quasi arrivati al termine del nostro appuntamento, ma prima mi sa che ho un messaggio. Vediamo un attimo, o mi avete preso in giro? Ah, ok. Ciao Cri, volevo dirti che no, abemus vincitore. Vince il quiz di oggi lo chef Antonino D'Amico. I chicchi erano 1073. Mamma mia, e in presa diretta proprio abbiamo il vincitore. Complimenti, 50 punti per Antonino D'Amico che ha vinto. Quindi gioco chiuso, se ne parlerà ovviamente la prossima settimana. No, vabbè, Mariano Carbonetti vi darà delle indicazioni anche per questo. Dunque, sono arrivata al termine. Domani è venerdì, quindi avremo l'appuntamento con... Domani è venerdì, cosa c'è? I viaggi di Io Compro Siciliano con la nostra Serena Alcalà. Stasera vi ricordo l'appuntamento con Vincenzo Canzone alle 21:30 c'è Sicily On Air, seguitelo tutti, mi raccomando. Domani mattina seguite anche Io Compro Siciliano Live insieme alla nostra bellissima Eliana. Grazie Paolo Gatto in regia, grazie Marzia Redazione. Io torno domani a partire dalle 18 con Pomeriggio Special. Da Cristina Ruffini è tutto, un bacio grande. Ciao, sigla.